quanto ami questo lavoro da 1 a 10? A 20? Lo sapevo. Dimmi 5 segreti sulle cozze. No, non si può. Io sono sempre stato un bambino e spero di esserlo sempre, quindi sono molto curioso e ti farò tante domande. Tra queste te ne ho appena fatta una che ci tengo anche a mostrare in camera. Ciao Patavini, siamo arrivati e ci troviamo in questo momento nel porto del mercato ittico di Chioggia. Alle mie spalle ha appena attraccato una barca da rientro notturno. Adesso andremo a scoprire insieme, salendo su questa barca, la filiera della cozza di Pellestrina. Andiamo! È stupendo perché una volta arrivate al porto sentite il rumore probabilmente, alle mie spalle c'è la macchina della pulizia per poi andare al confezionamento. Etichettate singolarmente chilo per chilo e poi ulteriormente in base alle esigenze e alle richieste del mercato, dei clienti, dei ristoratori. È bellissimo vedere il processo, io mi metterei a selezionarle ma non so farlo, quindi lascio fare a loro. Scusate i capelli mossi, però c'è un po' di vento perché stiamo andando con la barca direttamente dove vengono allevati i mitili, le cozze Mitilla. Ho raggiunto al timone Lorenzo, il nostro capitano nonché ideatore di Mitilla. Mi stava raccontando giusto poc'anzi la storia che vi faccio raccontare da lui direttamente, quello che ritieni sia giusto raccontare. Siamo partiti nel 2019 con il brand. In sostanza però facciamo cozze ormai da 3 generazioni. Abbiamo nel DNA questa cosa. Nel 2019 è nata l'idea di questo cru della cozza, come il cru del vino, per dare un volto, dare un nome al mio prodotto E valorizzarlo anche. e soprattutto valorizzarlo. Sia dal punto di vista produttivo, perché adesso ci dirai anche dove stiamo andando, Sì, sia dal punto di vista narrativo e degustativo, poi ovviamente quando si è seduti a tavola, certo. che è sempre importante. E quella sì è fondamentale. Adesso siamo ridiretti nel mio allevamento 3 miglia fuori dalla costa di Pellestrina, praticamente al centro dell'isola. Che è una zona A, Una classificata A, quindi il prodotto non serve depurarlo, tu quando lo vai a comprare all'interno della cozza trovi l'acqua del mio allevamento. che sicuramente è un indice di qualità e anche magari un minor pensiero e lavoro e problema dato il nostro in trasformazione. Esatto, bravo. No, soprattutto quando la mangi non hai il gusto della depurazione, ma il gusto proprio originale dell'allevamento. Vero che deve avere. Esatto. Assolutamente. Mi stavi anche raccontando che ovviamente le cozze hanno delle tempistiche di crescita, Sì. hanno un anno di allevamento. Ha un ciclo di un anno. Di solito la prima cozza piccola la vediamo a marzo-aprile. Cominciamo già a raccoglierla, a selezionarla e poi la prendiamo in mano 3-4 volte. Quindi si fa sempre un ciclo di selezione per avere il prodotto più bello finito alla fine. Poi quando andiamo a raccogliere si fa la selezione manuale. Questo è il prodotto mezzano che abbiamo rilavorato a marzo e come vedete è già pieno di seme perché quest'anno ne abbiamo in abbondanza. È la quarta gettata, mi dicevi? Sì, esatto, di semi di quest'anno. Vuoi assaggiarla? Assolutamente sì. Questa è la colazione dei campioni. È molto sapida ovviamente come caratteristica e c'ha un po' di amarognolo perché? È la sua natura di questo mare. Non è un'acqua dolciastra che quindi ha già il dolce. Questo cos'è? È il muscolo che lo tiene chiusa. Infatti ho fatto una fatica ad aprirla perché il muscolo è molto sviluppato. Si è allenata. Si è allenata. Queste lo fanno sulle ostriche anche. Spettacolo. Quante cose che ci Il sono da muscolo sapere. è la parte più dolce, se tu vai a assaggiare. Sì? Assaggiamola. Lei è stata lavorata a marzo e aveva questa pezzatura qui. Una volta lavorata sta a stazionare per 15-20 giorni e poi riparte del suo crescere. Questa parte più fina è lo sviluppo che ha avuto da marzo fino ad oggi. Domanda che ti ho già fatto ma voglio fare anche in camera. Quanto incide la temperatura e il cambiamento dell'acqua? È tutto. La Non cozza aveva risposto così, prima mi ha spiazzato. praticamente se abbiamo una temperatura che non supera i 25 gradi la cozza cresce velocemente e ovviamente non inferiore a 14. Da 14 in su la cozza sta bene, cresce bene e si riempie, esatto. Nel periodo invernale invece, che l'acqua ovviamente arriva a volte quando ci sono i belli inverni freddi, arriva a 4 gradi e sta ferma, si coccola e rimane ferma. Si culla, dai. Sì. Oltre i 25 gradi la cozza rimane ferma anche lì perché non ha più la forza, è stressata del caldo. Adesso per fortuna abbiamo 25 a 1 metro, ma sotto abbiamo ancora 19 gradi, quindi A che profondità sono? adesso sono a 6 metri. 6 metri. E varia in base a cosa la profondità? Adesso le teniamo a 6 metri perché a 19 gradi la temperatura ideale, loro mangiano, crescono, stanno in salute. Se le temperature aumentano ancora le abbassiamo un altro pochino. Comprensibile. Sì. Avete tutto sotto controllo. Per forza.
Abbiamo visto che i filari vengono prelevati dal mare attraverso diversi macchinari, vengono prima puliti e poi selezionati sia dalle macchine sia dalle mani, dall'occhio umano, come prima selezione, che vengono insacchettate e imbustate qua, poi proseguirà qui e in fase finale sulla terraferma. Qua cerchiamo quelli che non sono mitilla, ce ne sono di rotti per via delle lavorazioni che si possono rompere, quelli che hanno una brutta forma, quelli più piccolini che non si sono soffermati sui macchinari. È per questo che mitilla è particolare, perché gli viene fatta a questo appunto selezione manuale che non fa nessuno, perché ormai quando si lavora in quantità è difficile fare la qualità. Se lo scarto è piccolo viene rimesso in acqua, facciamo altri salami di cozze, quindi loro si aggrappano, con il cotone rimangono all'interno della rete. Quando il cotone si scioglie sono aggrappate tra di loro, escono dalla rete e continuano a crescere. Abbiamo l'allevamento diviso, quindi il prodotto normale e il prodotto mitilla, quindi la filare è classificata come cultura sostenibile, quindi marchiato. Il prodotto che viene scartato lo rimettiamo in un altro filare normale e questo diventerà una cozza Italia e seguirà un altro mercato. E mitilla è certificata acquacoltura sostenibile dal 2024. È una certificazione appunto ministeriale con un disciplinare molto rigoroso. Si occupa principalmente di tracciabilità soprattutto e anche di mantenere appunto la sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale e territoriale. Quando rinnestiamo lo scarto di lavorazione usiamo questo tubo con questa rete di polipropilene e questo cotone. Ha la funzione di mantenere per 15 giorni le cozze aggrappate tra di loro, in maniera che riescono a aggrapparsi e restare ancorate. Poi si scioglie, la rete di contenimento lo fa il polipropilene. Abbiamo scelto il polipropilene perché non rilascia materiale plastico nell'acqua, si può riciclare all'infinito. Giro di un mese cominciano a uscire e fare la sua procedura di crescita. Mentre per il seme, che è già aggrappato naturalmente da loro, non serve il cotone ma innestiamo direttamente nel polipropilene. Questo in giro di 10 giorni è già fuori perché è piccolina, ha uno sviluppo pazzesco. Siamo tornati a Padova e in quest'altra giornata vi faremo vedere uno dei metodi di preparazione, trasformazione e degustazione di questo magnifico prodotto. Siamo, come vedete alle mie spalle, in Piazza dei Signori e adesso entriamo nelle cucine di Uva. Dalla zona dal mare di Pellestrina alle cucine di Uva, come abbiamo anticipato, vi presento il Paolo innanzitutto. Ciao, piacere. Che ci ha preparato questo bellissimo sauté rapido e veloce e teoricamente molto gustoso che non vedo l'ora di assaggiare, con un po' di... lascio raccontarlo a te visto che è una tua creazione. Cerchiamo sempre di valorizzare la materia prima, per cui sauté di cozze, cottura espressa, hai visto quanto ci abbiamo messo? Neanche 5 minuti. Poi andiamo a arricchirlo con un aglio olio e peperoncino che facciamo noi a base di habanero. Che è molto interessante solo a vederlo, quindi non vedo l'ora anche di provarlo al palato. Sì, perché poi è un piccante comunque molto aromatico, non è il classico peperoncino. Poi una base di erbe aromatiche, aneto, perché comunque adoriamo l'aneto che ha questa nota sempre un po' Anche io lo marina. adoro. Salicornia, per quella parte un po' croccante, sempre salmastra, e buccia di limone che fa sempre mare, secondo me. Gli agrumi li adoro, la salicornia giustamente tu l'hai utilizzata perché manca la parte croccante visto che il guscio non si può mangiare. No, direi di no. Per ritornare al marino è esatto la salicornia. La assaggiamo? Beh, direi. Ci metto anche la salicornia e faccio il bocconcino. Giusto? Buono. Senti il piccante? Tanta roba. Non si sente subito, arriva verso metà sul finale, Sì. è pazzesco. Ma non è invasivo, no? Non è proprio- invasivo e valorizza il prodotto. Esatto. Grandissimo. Bella anche questa chicca, eh. Un bel piattino, mi è piaciuto veramente tanto. Ci vorrebbe, stavamo dicendo giusto in questo momento, finirlo con un po' di pane per la scarpetta col suo sughetto e con appunto quest'olio all'habanero. Molto furbo ma ben studiato e secondo me valorizza molto quello che è questa cozza. Alla prossima. Grazie. Alla prossima anche a voi.